Sì, sono due squadre che segnano tanto, vediamo anche dai numeri, mentre Lupico è il gol. Il gol del Città della Cava. Rosario De Rosa. Rosario De Rosa porta in vantaggio il Città della Cava. Bernardo supera un avversario, Bernardo prova a fare tutto da solo, attenzione, 26esimo minuto, Bernardo per Marasco, tiro, rete! Marasco, 1-1, esplode la curva nord, occupata dai tifosi bianco-azzurri, Gennaro Marasco segna sempre lui. Ci avviciniamo al 10° minuto della ripresa, punizione per il Città della Cava, Claudio De Rosa contro Biondo, se ne va sull'out di sinistra il numero 11, il cross invitante sul secondo palo, attenzione, rigore per il Città della Cava, il fallo di Marco sempre vivo sull'Ordi. Sull'Ordi la maglia un po' si è allargata, ora non vorrei dire che è il rigore netto, ma certamente la maglia si è allargata. Il destro di Claudio De Rosa, tiro, rete, ha segnato il Città della Cava con Claudio De Rosa. Attenzione, lancio millimetrico di Ciscardi per Russello, poi Biondo, Guastella, rete, 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 Giuseppe Guastella, 2-2. Curva nord, andiamo sui tifosi dell'Acragas che fanno festa, Marco Lamendola che li inquadra in questo momento, eccoli lì i tifosi dell'Acragas, a 6 minuti dalla fine l'Acragas agguanta il 2-2 con Giuseppe Guastella. Cos'è successo negli ultimi 7-8 minuti? Mamma mia, negli ultimi 7-8 minuti, diciamo, tra il caldo, la stanchezza, il nervosismo, c'era troppa tensione, però per fortuna siamo riusciti a raggiungere il pari, una grande soddisfazione, sapevamo che loro erano una grande squadra, soprattutto in avanti avevano pedine molto importanti. Siamo venuti qua a farci la nostra partita, negli ultimi minuti abbiamo avuto una grande gioia che siamo riusciti a pareggiare questa partita importante. In campo sono visti 22 giocatori, più quelli là che sono entrati. Hanno fatto una gran bella partita, anche se faceva molto caldo, però c'è da fare i complimenti alle due società che hanno allestito comunque squadre che lotteranno fino alla fine per approdare in Serie D. Qualche rammarico? No, vabbè, rammarico, abbiamo disputato una buona partita, ti ripeto, a un certo punto potevamo anche fare il terzo gol, non ci siamo riusciti, però dobbiamo comunque fare i complimenti all'Acragas che è venuta qua a giocare a viso aperto e ha fatto anche lei una gran bella partita. Mister Montalbano, giudizio unanime, una gran bella partita. Sì, è stata una bella partita da tutte e due le squadre, tutte e due volevamo vincere, niente, è finito nulla di fatto, un pareggio che alla fine rispecchia i valori in campo in base a quello che si è visto oggi. L'Acragas è venuta senza timori riverenziali, comunque per giocarsi la sua partita e anche per vincerla. Sì, noi l'avevamo preparata per giocarci la partita, anche se non conoscevamo l'avversario, sapevamo che avevamo degli esterni molto bravi come De Rosa, come Vitigliano, però avevamo qualche dubbio chi giocasse, quindi Lupico, lo stesso De Rosa in mezzo a campo, quindi una squadra molto organizzata, molto forte, però l'obiettivo nostro era quello di giocarci la partita a viso aperto, senza fare barricate o ripartire di contropiede. Infatti oggi oltre 2 gol abbiamo fatto altre azioni da gol, oltre il palo, parate del portiere, anche loro ci hanno impensierito, ci hanno messo in difficoltà, quindi io credo che oggi in base a quello che si è visto il risultato sia giusto. Penso che sia stata una partita degna della finale che lui si è perpetrata. Chiaramente poi quando si arriva a queste situazioni, a giugno eccetera, ci sta sempre il rammarico da parte di qualcuno. Noi abbiamo condotto la gara, gli avversari tenevano bene il campo, hanno tenuto bene palla, di tutto rispetto, però ci hanno tirato poco in porta perché per fare gol si tira in porta. Hanno avuto le 2 occasioni, le hanno sfruttate alla grande, noi magari poca cinicità, poca cattiveria, siamo stati troppo leziosi, abbiamo pagato fortemente dazio, però non posso fare altro che elogiare la mia squadra perché abbiamo incontrato una grossa squadra, l'abbiamo messa in difficoltà e alla fine non ci ha reso il risultato, però siamo convinti che bisogna recuperare energie e cercare di fare la nostra partita quando andiamo fuori casa. Sì, siamo abbastanza soddisfatti perché era uno scoglio abbastanza difficile, giocavamo con una squadra tosta, una squadra che si è dimostrata nel campo assolutamente valida e quindi il nostro obiettivo era soprattutto fare il risultato e abbiamo fatto, ritengo, un buon risultato perché 2-2 ci consente di poter affrontare la partita non con la stile dover vincere a tutti i costi, ma abbiamo 2 risultati su 3 a nostro favore, quindi
c'è un po' più di serenità nell'affrontare la partita, ma che giocheremo a viso aperto per vincere. Dinanzi ritengo un Esseneto strapieno, stracolmo, visto che oggi mi giungono voci che Agrigento Sportiva si è fermata perché attraverso i vari siti, le radio ha seguito gli eventi della nostra squadra, quindi siamo molto felici soprattutto per quei splendidi e valorosi e coraggiosi tifosi che hanno fatto tantissimi chilometri per giungere fino a qui e che se ne torneranno a casa contenti e soddisfatti di aver visto una grande partita, una bella partita di sport e una grande Agres. È stata veramente una bella partita, una bellissima giornata di sport, di calcio, un bel gioco e poi portare a casa un risultato di questo genere significa andare a affrontare la partita da Agrigento con tantissimo entusiasmo, con tanta grinta. Ci andremo a giocare la partita a Agrigento. Devo veramente dire e devo ringraziare la città di Cava dei Tirreni per una grande accoglienza che ci ha riservato, una grandissima cordialità. Proprio per questo è stata veramente una grande giornata di sport.